Buonasera a tutti e non vi dico che sono emozionatissimo, anche se fa parte del mio DNA essere emozionante, però oggi ancora di più, Carlo, adesso leggiamo qualcosina che riguarda magari Zio Peppe. Allora, dopo tanti momenti bui, finalmente un po' di luce per la nostra comunità. Oggi infatti è un giorno speciale perché il nostro concittadino ha raggiunto l'invidiabile traguardo di 100 anni. Se ci pensiamo bene, Zio Peppe, come lo chiamiamo tutti noi nel Lallao, nel corso della sua vita ha vissuto la bellezza di 1200 mesi, ovvero, per essere più precisi, ben 36.500 giorni. Quindi... Neanche un bravo bisnonno, niente, vabbè. Alcune cose non vi posso raccontare di quelle che mi ha raccontato lui, per ovvi motivi. Però un aneddoto che mi raccontano sempre dei buoni è che quando uscivano la sera, tornavano la sera tardi, e lui non le accoglieva più in casa, cioè gli facevano trovare la porta chiusa. Questo era il segreto del suo essere nonno. E secondo me questi gesti gli davano forza, vitalità, sapevano e si sentivano amati, secondo me.